A tutti, buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di sabato 1° gennaio. Ne approfittiamo per augurare a tutti un sereno 2022. E prima corsa riservata ai gentleman, sono in 7 dietro l'ali dell'Autostart: 1 Asia LL, 2 Electroshock, 3 Uramaki Lux, 4 Valdest, 5 Buongiorno Dippa, 6 Vico del Ronco, in seconda linea 7 Becky Black Dante. Nebbia fitta, come vedete. Macchina che accelera, partiti con Electroshock e Valdest alle prese. Electroshock conquista la corda, Valdest all'esterno, più indietro c'è Asia LL. Sono subito in lotta Electroshock e Valdest, che potrebbe accodarsi a questo punto, e lo fa dopo meno di 200 metri. In vantaggio quindi Electroshock nei confronti di Valdest. I cavalli poi scompaiono nella nebbia e anche la telecamera di riferimento non ci aiuta molto a distinguere i concorrenti, anzi diciamo che c'è proprio la coltre di nebbia, impedisce di vedere giubbe e numeri. Ora rivediamo qualcosa in più. In seconda posizione rimane Valdest, per corsie esterne si impegna invece Uramaki Lux, in terza posizione c'è Asia LL, 600 in 44,6 da parte di Electroshock. A largo c'è anche Vico del Ronco, che segue direttamente le mosse di Uramaki Lux, mentre nelle posizioni di retroguardia sono Becky Black Dante e Asia LL. Se ne vanno gli 800 in un minuto appena abbondante. Vediamo il passaggio al chilometro in 1:15 e mezzo. E siamo sulla retta delle scuderie con situazione tattica invariata. In vantaggio è sempre Electroshock, in seconda posizione Valdest davanti ad Asia LL, all'esterno Uramaki Lux, che però non progredisce, 400 alla conclusione. Ora tenta di venire via Vico del Ronco e viene in terza ruota Vico del Ronco sulla curva conclusiva. Intanto Valdest anticipa Vico del Ronco, si sposta su Electroshock, entra in vantaggio addirittura d'arrivo. Valdest però attacca con decisione, Electroshock cerca di sfuggire lungo la corda, Valdest insiste a centropista, Electroshock e Valdest alle prese, finale con Valdest che passa e vince su Electroshock, mentre per il terzo è ancora Asia LL all'interno, che ha ragione di Buongiorno Dippa. 1:15,6 ragguaglio conclusivo con 30,1 a chiudere, e Valdest questa volta di rincalzo vince questa prima corsa riservata ai gentleman. Jessica Pompa, prima vincitrice all'Arcoveggio 2022, con la sua Valdest che conferma l'ottimo momento, piega sul traguardo un valido Electroshock. Quindi Jessica Pompa per conto di Adrian Gioni. I colori sono naturalmente della signora Jessica Pompa.